Per due volte Presidente del Consiglio in Italia e Presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, buonasera, benvenuto a Quarta Repubblica. Con noi anche Alessandro Sallusti, direttore del Giornale. Allora, Presidente Conte, non ci voglio girare intorno, ci sono due cose di questa settimana che mi hanno colpito. Lei che va all'Aia, ne parleremo dopo del riarmo, il fatto simbolico di andare fisicamente a contestare certe scelte, e il segretario del PD Schlein che va invece a Budapest per il Pride. Allora, la mia domanda, vedendo queste due immagini di proiezione non solo giornalistica ma anche internazionale, mi è venuto il dubbio, come tanti altri osservatori, che lei si stia di fatto candidando, non c'è una candidatura ufficiale, a essere il leader della sinistra italiana, quella contro il riarmo, quella che ha un'idea del pacifismo, che ha una tradizione nella sinistra e soprattutto una idea della sinistra un po' diversa rispetto a quella originaria del Movimento 5 Stelle. È così? Ma guardi, io più semplicemente mi sono impegnato con la mia forza politica, più che candidarmi a guidare, alla leadership, a dire guardate dove stiamo andando, cos'è questa follia. Nel giro di poco tempo abbiamo un governo che ha sottoscritto un patto di stabilità che prevede il taglio a livello europeo, prevede il taglio da noi per sanità, scuola, ricerca, università di 13 miliardi l'anno. Un attimo dopo il Presidente Meloni ha sottoscritto un altro patto, piano per il riarmo, 800 miliardi in Europa, dedicati al riarmo, attenzione, su base nazionale, quindi ogni paese fa da sé. In pratica stiamo riarmando la Germania, che ha grande capacità fiscale e vuole riconvertire tutto il sistema industriale. Risponda però alla mia domanda, si sente, poi, perché poi su questo veramente voglio entrare, lei si sente io il mi leader sento dell'opposizione, assolutamente deciso a dire che questa è una direzione completamente sbagliata, perché da ultimo poi abbiamo la NATO, dove il nostro governo si è impegnato, pensate un po', solo di spesa aggiuntiva rispetto al 2% già impegnato adesso del PIL per spese in armi, a mettere sul piatto nei prossimi 10 anni 445 miliardi. Allora, non so, adesso veniamo a lei, aspetti, concludo il discorso. 445 miliardi fatti, calcoli PIL alla mano, 5%, significa, pensate un po', spieghiamolo ai cittadini, 10 leggi di bilancio da 45 miliardi l'una solo per le spese aggiuntive in armamenti e collegate a sicurezza. Ora io dico, io non so se questo è leadership o non leadership, ma vogliamo dire ai cittadini che tutta questa è una follia e peraltro non è sostenibile, o meglio, sarebbe sostenibile solo con nuove tasse e tagli sostanziosi, perché noi a regime, solo per la NATO, andremo a spendere molto più della sanità. Molte volte quello che spendiamo per la scuola, per l'istruzione, gli asili nido, come ce lo possiamo permettere? Allora due saranno le cose, e concludo, direttore, la vedo già fremente di intervenire, però concludo questo concetto. Due sono le cose. O allora abbiamo un Presidente del Consiglio che, non avendo il coraggio di costruire un fronte diverso che tuteli l'interesse nazionale e cerchi, non rimanendo isolato, perché bisogna saper lavorare in quei contesti, di creare un fronte contrapposto per contrastare le pretese di Trump e di Washington, e non è stato questo. Oppure abbiamo un Presidente del Consiglio che sottoscrive impegni, li scarica ai governi futuri e poi dice tanto io non ci sarò, o forse non ci sarò, chi vivrà vedrà. Però attenzione, siamo la solita Italietta poi, quella che scrive, sottoscrive e non sa mantenere gli impegni. È un tradimento. Lei ha preso l'impegno di salire al 2%, lei stesso l'ha preso questo attenzione, impegno. No, allora veniamo al punto. Lei stesso ha preso un impegno. È la stessa cosa che... No, in un vertice, no. Lo sa bene. Dottor Porro, e attenzione, è la stessa cosa che si sta verificando adesso. Quello dico. Chi verrà dopo di noi? L'impegno l'ha preso Meloni, eredita un impegno al 5% del PIL. Io ho ereditato l'impegno al 2% che prese Renzi nel 2014. Ma ha allora come cosa facciamo? NATO famoso era all'1,4, lei firmò e io sono ben contento che lei firmò. Io sono passato dall'1,2 all'1,4. Lei era firmato 1 miliardo l'anno, ma ci ho messo 12 miliardi in sanità, 8 miliardi a sé per la scuola. Stavo sull'impegno. Attenzione, non ho
ho detto anche chiaramente non posso arrivare a rispettare quell'impegno al 2% perché significa che distruggo il welfare. Oggi, con l'impegno al 5%, chi arriverà dopo sarà costretto a dire o siamo dei buffoni, oppure per mantenere questi impegni distruggeremo tutta la spesa sociale, sanitaria, scuola, istruzione, politiche del lavoro. Direttore, abbiamo i salari più bassi d'Europa. Sì, però aspetti, perché sennò mettiamo tanta carne nel fuoco. Sallusti. No, dicevo, lei ha detto, mi aspetto che la Meloni contrasti Trump. Io credo che l'Occidente libero debba contrastare Putin, non Trump. A noi Trump, come dire, non ci ha minacciato. La minaccia per noi, per l'Occidente, si chiama Putin, si chiama Hezbollah, si chiama Iran, si chiama financo Cina dal punto di vista oggi economico e commerciale. Cioè non confondiamo i nemici come premessa generale. Dopodiché sulle cifre che lei dà, secondo me che Trump è un nemico. Secondo me le cifre che lei dà non superebbero il vaglio di non dico di un commercialista, ma di un buon revisore dei conti, perché lei mette assieme cose per arrivare alla cifra di 430 miliardi, mette assieme delle cose che in sé non stanno insieme, perché innanzitutto non è il 5% ma il 3,5%, perché l'1,5% è sicurezza. L'1,5% infrastrutture, sicurezza, web security. Insomma, in opere strutturali anche. Addirittura si è parlato del ponte sullo stretto che potrebbe essere scaricato dentro lì, e finisco. Quindi la spesa reale che si andrà a incrementare è valutata intorno ai 3-4 miliardi l'anno, che non sono noccioline, ed è vero, però lei prima ha spiegato che lei passò dall'1, ma al di là delle cifre, lei disse quando in quella riunione NATO in cui passò dall'1,2 all'1,4 o qualcosa di simile, dice siamo determinati a condividere i costi e le responsabilità della nostra sicurezza indivisibile. Stiamo incrementando i nostri investimenti nella difesa in linea con le linee guida. Quindi lei da Presidente del Consiglio sentì la responsabilità di dover difendere questo Paese dentro un contesto occidentale, dentro il contesto della NATO. E adesso io le chiedo, va bene, ha cambiato idea e questo va benissimo. Ma su cosa è possibile, ma qual è l'alternativa? Cioè uscire dalla NATO? Usciamo dalla NATO? Perché se tutti i paesi della NATO firmano il 5 e l'Italia non firma, l'Italia è fuori dalla NATO, mi sembra abbastanza elementare. Quindi? Allora, direttore, innanzitutto non ho cambiato idea, perché quelle dichiarazioni che le ha detto le potrei tranquillamente sottoscrivere. Cioè, io Presidente del Consiglio, domani mattina, mettiamo che venga un altro Presidente del Consiglio, non può dire guardate quegli impegni li ha sottoscritti Meloni. Ed è questa la fregatura che Meloni, il tradimento dell'interesse italiano, dell'interesse del nostro Paese. Perché lei prende un impegno che tra l'altro scarica sui governi futuri, perché ha detto già per quest'anno non faremo impegni, quindi concentra su 9 anni anziché 10. In pratica rinvia a dopo le elezioni. Però attenzione, chi viene dopo non è che può, in quanto nuovo Presidente del Consiglio, mettere in discussione... Io dico, cosa fa? Esce dalla NATO? Mi faccia finire. Non può mettere in discussione perché gli impegni sono dell'Italia, non del Presidente Meloni per se stesso. E questa è l'irresponsabilità di chi va lì, in quei consessi, per farsi fare una carezzina dal leader di Washington di turno, sottoscrive tutto che viene messo sotto il naso. Io guardi, lei ha detto prima Putin è il nemico. Lei esce o no? Io ho condannato Putin con la sua aggressione sin dall'inizio. Ho una diversa sempre e comunque è senza se e senza ma. Troverà sempre mie dichiarazioni coerenti. Il problema, attenzione, è che se vogliamo entrare in guerra con Putin ci stiamo arrivando. Cioè se il nostro obiettivo è da Washington, è da una vita che ci chiedo di incrementare le spese, perché una cosa che lei non può trascurare è che poi queste spese che andiamo in ambito NATO a sostenere
Scusi, alimentano le per i segnalo, no, no, ma le segnalo solo, Presidente, per i protocolli NATO, che mai da alimentano quando... le industrie americane. È una partita Volevo di giro. solo segnalarle Oggi che... noi abbiamo dei dazi mascherati, questo 5% che Volevo arriviamo... solo segnalarle Cosa? che da quando c'è Trump presidente degli Stati Uniti la pace in Ucraina non è mai stata così vicina e Trump e Putin vanno d'accordo per come possono andare d'accordo il capo della Russia e il capo dell'America. Quindi questo voler dire che Trump ci sta trascinando verso una guerra con Putin. Io ho Insomma, detto, no, scusi, chi ha detto Trump? Noi stiamo rotolando verso la guerra perché noi stiamo facendo di tutto con questa corsa al riarmo, in una logica per cui accetta un'escalation militare anziché tentare... Ma se il suo vicino si riarma, Putin oggi ha messo 50.000 soldati al confine con l'Ucraina pronti a farli entrare. Oggi in Ucraina... Prima di pensare che... allora, ascolti, non mettiamo insieme cose diverse, poi veniamo agli scenari di guerra, però solo per completare per quanto riguarda la spesa militare, non significa che il tuo alleato vuole riequilibrare la bilancia commerciale e noi esprimiamo questa sudditanza. Sanchez non l'ha fatto, c'era Fico, l'altro presidente che non voleva farlo, non hanno trovato sponda. Perché? Perché Meloni in tutti i contesti internazionali va e sottoscrive. Io dico una cosa, hanno sottoscritto è una scelta, tutti. ne risponderà davanti agli italiani. Hanno sottoscritto però io dico tutti. una cosa, Non allora è che la non mi Meloni venite a dire che con voi, con i patrioti, è finita la pacchia a Bruxelles e a Washington. La pacchia la stanno facendo grazie a Meloni. C'è un'obiezione, Presidente c'è un problema, posso fare... Quest'ultima frase che ha detto, se lei, il tema vero che voglio capire è o la Meloni non conta o conta. Se non conta, lei ha sottoscritto insieme ad altri 31. Se lei conta e ha convinto tutti gli altri, c'è una contraddizione in termini. Lei ha firmato come ha firmato Sanchez. Se per contare devi svendere il tuo paese, non si può permettere... Ma ci sono altri 31 paesi che hanno però votato... attenzione, dovete fare una differenza, perché sennò prendiamo in giro gli italiani. E cioè quale? Allora, perché io sono arrivato dall'1,2 all'1,4% e non ho rispettato il 2%, che era, ripeto, un impegno preso nel 2014. Io insegnavo a Firenze, non ero in politica, direttore. Perché sono arrivato soltanto, ho messo 1 miliardo, poco più, ma mettendone 12 in sanità, 8 miliardi e mezzo alla scuola. Perché ho detto, signori, l'ho detto agli alleati, tra gli alleati bisogna andare a testa alta ed essere leali e trasparenti. Signori, io non me lo posso permettere. Abbiamo delle emergenze sociali, non mi chiedete il 2%. Non posso contestare l'impegno preso come tendenziale, ma adesso le priorità dei miei cittadini sono altre. Uno, oggi voi dovete capire che quando parliamo del 5% di PIL, la Germania, quando voi dite gli altri che cosa fanno, la Germania non solo ha accettato e sottoscrive il 5%, ma Merz ha dichiarato noi nei prossimi anni diventeremo una superpotenza militare mondiale. E questa la preoccupa? È preoccupante, sì, ma ci arrivo. È una domanda. Ma il problema, certo che mi preoccupa, perché abbiamo l'estrema destra che è il primo partito ai sondaggi al 26%. Riarmare la Germania, confezionargli tutti questi piani di riarmo non mi fa stare tranquillo affatto, e siamo tra alleati, attenzione. Però noi non sappiamo l'evoluzione futura. Ma il problema è un altro. Merz fa questa dichiarazione perché? Perché in Germania adesso porteranno nel 2027, hanno già detto, il salario minimo a 15 euro l'ora. Noi siamo a 3, 4, 5 euro l'ora e questo governo non ha voluto neppure il salario minimo. Abbiamo stipendi più bassi d'Europa, abbiamo un welfare, la sanità disastrata. La Germania, durante il Covid, aveva non so quante volte rispetto a noi i posti in sanità, in terapia intensiva. Allora la Germania non tollererà nulla al welfare perché ha una capacità fiscale. Ma lei, scusi, chi ha detto che noi togliamo il welfare? Perché... Come? A lei chi l'ha detto che noi andremo a togliere soldi al welfare? Chi è che gliel'ha detto? E come farà 445 miliardi? Me lo dica lei. Ma chi gliel'ha detto? C'ha i fogli davanti, ma scusi. Sono 3-4 miliardi l'anno. Hanno scritto andrebbero tolti se fossero... Presidente, però andrebbero tolti al welfare se fosse vero che noi dobbiamo tirare fuori nei prossimi 10 anni 430 miliardi.
avrebbe ragione lei. Siccome non è così e servono 3-4 miliardi all'anno... calcoli, sono i calcoli sui vostri quotidiani, eccetto il suo, che sono stati fatti in questi giorni da centri studi accreditatissimi. No, Presidente, non è così. Ma certo. Ma non è così, se metti tutto insieme arrivi anche a 1.000 miliardi. Ma secondo lei agli americani va a dire vi calcoliamo il ponte sullo stretto e abbiamo adempiuto i nostri obblighi? Ma secondo lei funziona così in sede NATO? Beh, come abbiamo fatto fino ad oggi, È come abbiamo fatto fino ad oggi, perché dai tempi di Obama che chiedevano il 2%... Ed è la ragione per cui ci hanno portato al 5%. Ma è come fino ad oggi, con sua presidenza, quella di Renzi, quella di Gentiloni, quelli di Letta, ce l'hanno chiesto... Quindi lei sta dicendo che faremo, si sottoscrive ma nessuno vuole rispettare? No, io sto dicendo la Meloni che è responsabile. Ancora diremo che sono l'Italietta nel 24 ci saranno dei tagli. Nel 24 ci saranno dei tagli al welfare. Comunque, ci saranno dei tagli al welfare quest'anno? Nel 25? Sa perché no? Perché la Meloni molto furbescamente ha detto quest'anno non li facciamo, quindi i 445 miliardi saranno concentrati in 9 anni successivi. Un po' quello che ha fatto lei col bonus. Ma questo è anche vigliacco, perché tu scarichi sui governi futuri, quindi la prima legge di bilancio non conterrà... Ma Presidente, lo dice lei, è quello che ha fatto lei, questo sì l'ha fatto lei col bonus. Parliamo del super bonus, possiamo parlare del super bonus, direttore? Allora le dico una cosa, scusi. L'aspettavo sul super bonus. Parliamo del super bonus, perché così cambiamo argomento. No, ci voglio ritornare. Il piatto forte del direttore. No, beh, ho capito, ma oggi mi è venuta una cosa. Oggi è uscito un dato che fa una certa impressione, che i danni diretti provocati dalla guerra in Ucraina per l'Ucraina, per il paese Ucraina, ammontano, quelli diretti, perché quelli indiretti sono infinitivamente maggiori, ammontano a 134 miliardi di euro, che è una cifra inferiore al danno che ha fatto il suo superbonus. Cioè lei ha fatto più danno all'Italia che la Russia all'Ucraina dal punto di vista economico. Direttore, perché questo l'ha certificato la Corte dei Conti. Direttore, non è che lo dico io. Direttore, quello sì che è certificato, non come i 430 direttore, ma siamo arrivati al super bonus. Era atteso l'argomento. Allora, innanzitutto, se lei parla di danni... Scusi, direttore, però dobbiamo spiegarlo agli italiani. Non c'è nulla da ridere. E le dico perché. Innanzitutto l'ha detto da Panetta a Banca Italia a tutti i centri internazionali. Se lei investe, guardi, €1 nelle armi, quello che le ritorna mediamente è 50 centesimi. Ma perché? Perché nelle armi, quando lei spenderà tutti questi soldi, andrà a comprare per lo più armi all'estero. Quindi è una spesa del tutto improduttiva, lasciando stare il fatto che compriamo missili e carri armati e non ci mangi. Invece l'euro investito, che lei continua a dire è un costo, e come la Meloni... Lo dice la Corte dei Conti. Allora io le oppongo il Fondo Monetario Internazionale, le oppongo l'Ufficio Parlamentare di Bilancio, ha scritto, nero su bianco, quello che tutti sanno e che lei vuole disconoscere. Abbiamo, grazie al super bonus, ai bonus edilizi, ridotto di 20 punti il nostro debito pubblico, abbiamo avuto una crescita, siamo stati la locomotiva d'Europa. Ma sa perché? Lei non può parlare di costo. Lo può fare la Meloni perché non ha 130 miliardi che sulle generazioni future. Lo ha detto la Meloni. No, non l'ha detto la Meloni, l'ha detto la Corte dei Conti, l'ha detto Banca Italia, non l'ha detto la Meloni. La Meloni ha letto la relazione della Corte dei Conti. Ma sa la Meloni perché ha detto così? Glielo dico io perché. Perché la Meloni l'ha detto sapendo che non c'era nessun contradditore a dire sta dicendo una corbelleria. Però lei oggi a me di fronte... La Corte dei Conti dice una corbelleria. Mi permetto di dire che è una corbelleria perché per €1 investito nel settore edilizio è quello che ha il maggiore effetto moltiplicatore. Cioè significa che si è messa in moto un'intera economia. Però attenzione, io l'ho gestito per 6 mesi. Dopo è venuto Giorgetti, attuale ministro del MEF, e se l'è gestito con Draghi. Non solo. Per me era una misura temporanea che è partito con al 110 e doveva avere un decalage. Poi sono arrivati Fitto, sono arrivati Fazzolari, sono arrivati i Lollobrigida, i vostri amici hanno fatto la gara per estenderlo, per ottenere emendamenti di dilatarne l'applicazione. Hanno cancellato e l'estensione. Alla fine io non posso rispondere di 20 misure correttive che hanno fatto Draghi e Meloni. Ma lei era al governo quando... Assumetevi. Lei era al governo quando... Io l'ho fatto partire ma non l'ho neppure potuto gestire. Draghi per cercare di limitare i danni l'ha corretto. Sono 20 misure correttive.
Draghi e Meloni si assumano qualche responsabilità. La Meloni era l'opposizione, lei era il governo. Quindi allora è colpa della Lega e di Forza Italia anche? Non lo so di che Però legga i tweet, i post che ha fatto Fitto, Fazzolari, che hanno fatto i Lollobrigida, hanno fatto la gara a intestarselo. Direttore, lei dov'era? Senta, no, io posso c'ero. chiederle una E cosa? se c'era, perché non lo dice Io pubblicamente? c'ero, ma la verità... Perché scarica su di me che non l'ho gestito? No, perché ha la sua firma, non è che la scarico su di lei Ma perché mi è certo che l'ho antipatico. introdotto. Io voglio dire e che ci ha l'idea... fatto correre. No, ma voglio dire, l'idea non era malvagia e quindi quando lei ha annunciato No, quella se lei cosa... dice così mi preoccupo. Attenzione, quando lei ha annunciato Senza... quella cosa, applausi, come quando lei dice voglio la pace nel mondo, devono fare la pace Putin e Trump. Bravissimo. Il problema è che nessuno si è accorto che come era costruito era un boomerang pazzesco. Quindi Draghi che e Meloni sono due incapaci. L'avete costruito male. L'avete costruito male. Ma lei lo sa che sta dicendo delle cose che sono fuori dal mondo. Vabbè. Ascolti. 135 Draghi miliardi e Meloni, di ascolti. Ci sono i MEF, 135 miliardi di buco? Agenzia delle Entrate Enea, ogni mese controllavano la spesa perché si vedeva la spesa che quotava e che cubava il Superbonus. E si sono accorti. Se non sono intervenuti prima, allora sono degli irresponsabili. No, come è caduto? Sa qual è il vero problema? La prima invece? cosa che ha fatto il governo Meloni è chiudere quella partita. La prima. Ma l'ha fatto dopo 2 anni. La ma che prima, sta ma dicendo? che 2 anni? Ma dopo 2 anni. Ma non Ascolti, sa qual è il vero problema? Che non riesce lei a guardare? Non riesce a guardare? È che se ci fosse stato il buco di cui ha parlato Meloni prendendo in giro la Banca Italia e la Corte dei Conti, non la Meloni. Ma mi fa finire un attimo. Continua a dire la Meloni. Direttore, se parliamo alla volta, i cittadini ci seguono. Allora, sa perché non esiste quel buco che la Meloni per propaganda si è rivenduta pubblicamente più volte? Sa perché non esiste il buco di bilancio? Perché non è stato trovato in nessun documento contabile del bilancio dello Stato italiano. Sa perché? Addirittura è arrivata l'agenzia di rating che ha certificato che i conti pubblici sono Sì, però mi scusi, però lei è troppo brava, ha fatto troppo bene il Presidente del Consiglio, voglio cercare di La ringrazio, assecondarla. questo è un complimento. La voglio assecondare, certo. però questa cosa le posso dire, non è accettabile. La parola buco è una parola sbagliata, perché in Italia non esistono i buchi, perché tutti quanti i buchi per la nostra Costituzione devono essere coperti. Quindi io le do atto che non c'è un buco, però lei non può essere, perché non lo è, disonesto intellettualmente dicendo che è costato 184 miliardi e le do anche atto che avrebbero potuto... Del ritorno? Del ritorno me lo darà. Questo è il costo vivo. Mi faccia finire. Le sto venendo incontro, le sto dicendo. Le do atto che potevano cancellarlo dopo. Le do atto che potevano cancellarlo dopo di lei questo. Però quella manovra ha creato un deficit e un debito che poi abbiamo avuto negli anni precedenti per una manovra che lei dice per aumentare il PIL dopo quel periodo che non abbiamo mai visto negli ultimi anni. Questo è un punto. Poi lei può dire potevano cambiarlo prima, ma lì c'è un aumento del debito e c'è un deficit che noi abbiamo rivisto, lei lo sa bene, con l'Istat per quegli anni, proprio per questo motivo. Abbiamo ridotto il debito di 20 punti. Non è così. Siamo stati la locomotiva d'Europa. Avevamo perso il 2021, 10% del PIL 2022. durante il Covid. Ma sa perché? Lei lo sa che avevamo perso il 10% ma voi parlate del con le PIL. persone, se lei investe €1 e si acquistano materiali, ma si certo. acquistano... il ragionamento di Sallusti è ci sono, però io non voglio, c'è abbiamo tutta 7 minuti. un'economia parallela che gira. Sì, ma anche con la difesa, posso dirle, anche con le infrastrutture. Perché per €1 che investi in difesa te ne ritornano 50 e ti ritrovi gli arsenali pieni di armi. Uno può dire preferisco stare così perché mi piacciono le armi. Lei sa quanta e roba così cinese garantisco c'è? sicurezza. Lei sa quanta roba cinese abbiamo importato dall'acciaio alle billette cosa per posso fare dire? Ma non per colpa sua, ma perché ormai siamo talmente tutti interconnessi. Ma sa quanta gente ha lavorato e quante famiglie hanno finalmente messo su figli perché hanno potuto mettere 180 miliardi. Sa quante... 180 miliardi che non attribuisco soltanto a lei. Non le attribuisco 22 cambiamenti di quella manovra, 22 cambiamenti di quella manovra non l'ha fatti lei. Allora, ascolti, però ma il Fondo Monetario Internazionale ci dice cavolate? L'Ufficio parlamentare di bilancio una settimana fa ha detto cavolate? Ma no, hanno detto tutti la stessa identica cosa, che è una manovra assolutamente anticiclica. Allora le faccio una domanda. Guardi, andiamo oltre, se no ne usciamo più. Perché... Ditemi tutti e due, qui, una manovra, una misura che ha fatto per far decollare l'economia italiana disastrata, Giorgia Meloni.
attenzione. Ha fatto male a cancellarla, Giorgia Meloni? Ha fatto male a cancellarla? Quella è una misura che andava... Non va cancellata. Vuoi sapere che cosa avrei fatto io? Io avrei fatto, innanzitutto avrei monitorato i conti, ovviamente, e sicuramente non c'è nessun buco e l'avete detto voi. Secondariamente, partendo al 110 come spinta iniziale nel periodo Covid, dopo bisognava subito costruire un atterraggio al 90, all'80%. Perché? No, scusate, ma questo è un problema per il futuro. Noi non abbiamo nessuna prospettiva di paese per la nostra economia. Con i miseri carri armati l'economia non crescerà, cioè la distruggeremo completamente. Qualche industria lavorerà, per noi sarà piccola cosa. Facciamo crescere la Germania. Tutto l'automotive della Germania sta operando una riconversione industriale e noi li abbiamo dietro. Prenderemo qualche spicciolo dal loro di PIL. Invece, scusate, la non ha paura. La rigenerazione urbana, e finisco, se l'avessimo portata al 90 e all'80%, continuavamo a far lavorare tutta la nostra economia, a farla crescere in modo sostenibile e in più, attenzione, creavamo il controinteresse, perché se la porti al 90-80%, uno prende più preventivi Presidente Conte, e all'interesse a risparmiare. La fece Prodi questa manovra e si chiamava il bonus edilizio del 36%, poi è arrivato il 50%. Quindi siamo d'accordo tutti quanti? Il 36% è troppo poco, non decolla. Vabbè, ci siamo messi d'accordo. Però attenzione, meglio la rigenerazione urbana per il futuro dei nostri figli. Ma non abbiamo rigenerato nulla, abbia pazienza, questo è il problema. Lei non ha portato truffe perché era complicato, ma non abbiamo rigenerato purtroppo nulla. Meglio questo che invece addestrare i nostri figli a andare in guerra con la leva obbligatoria, attenzione, perché in Germania conseguentemente e coerentemente stanno dicendo ai lavoratori, siccome vogliamo diventare la superpotenza militare mondiale, adesso i lavoratori che stanno nell'automotive ce li dovete prestare. Voglio capire se lei è diventato per l'addestramento militare. Voglio capire se lei è diventato un vero leader della sinistra e glielo faccio vedere con questa frase del massimario della Cassazione. Il rilascio coattivo dell'immobile potrebbe aprire lo spazio a situazione grave di disagio sociale, considerato che difficilmente l'occupante potrebbe trovare un nuovo alloggio in poco tempo. Cioè la Cassazione attraverso il suo centro studi dice che nel decreto legge sicurezza, il disegno di legge sicurezza, voglio andare su questa cosa, la questione fondamentale è che se tu cacci via le persone che ti stanno occupando la casa troppo velocemente, ci potrebbe essere un disagio sociale. Cosa ne pensa di questa? Lei è un avvocato e qui veramente, mentre sull'economia e lei possiamo discutere per ore ma annoieremo i cosi, sulla giurisprudenza e sulla Cassazione è una roba che che per lei è accettabile questa dichiarazione? Ascolti, ma lei, lo spieghiamo ai cittadini che ci stanno seguendo, lei ha messo lì 3 righe di un report di decine e decine di pagine che ha fatto l'ufficio studi della Cassazione. Si chiama il massimo... No, però non faccia così, mi faccia finire. Mi faccia finire. E lei lo sa, è troppo scaltro per condurre questa... Allora, l'ufficio massimale ha fatto su quel decreto sicurezza di cui... E questo è il riferimento, il decreto sicurezza. Ha fatto un report di decine e decine di pagine. Attenzione, l'ufficio del massimale, sai da quanto tempo? È il centro studi della Cassazione. Sa da quanto tempo lavora? Da 20 anni. Ma a lei le risulta una maggioranza, qualcuno che ha attaccato l'ufficio studi per le relazioni tecniche che... Non è una sentenza quella. No. Ha riassunto, esaminando il provvedimento come fa con tutti i provvedimenti... Lei è d'accordo o no con questa? Ma lei non mi deve mettere lì la frasetta per suggerire ai suoi elettori qualcosa. Ma io non c'ho elettori! Io non c'ho informazione! Ma io non... Le viene da ridere anche a lei, Presidente Conte. Lo sa benissimo che non vuole uscire da questa... Mi deve dire cosa ne pensa. Io voglio fare... decreto sicurezza? Sì, perché io allora il decreto sicurezza... No! Io ho l'idea che lei è diventato il nuovo leader della sinistra. Sono partito su questo. E quindi al nuovo leader della sinistra dico cosa ne pensa. Lì si fa riferimento a una norma complessa. Lei la vuole risolvere con la frasettina estrapolata dal centro studi della Cassazione. E non è corretto. Se vuole facciamo una discussione sul decreto sicurezza. Allora. No! Facciamola. No, cioè, ma lei, allora, il decreto sicurezza, scusi, secondo lei oggi se tornasse qui Gandhi si sdraia per terra e gli diamo 2 anni di reclusione? Gandhi per terra si sdraia. Ma lei è d'accordo allo sgombro veloce, sì o no? Allora rispondetemi su Gandhi e io rispondo sullo sgombro. Gandhi? Sì. Gandhi che fa? Gandhi si mette sulla tiburtina. Si mette per strada, prende 2 anni di reclusione.
E i nostri detenuti non abbiamo carcere, non abbiamo spazio, non hanno aria condizionata, non hanno la resistenza passiva, si beccano io le ho aggravi chiesto di se pena. lei è d'accordo sullo sgombro veloce, non su Gandhi. Dissenso politico, manifestazione per strada di becchi, Ma non c'entra lo sgombro veloce della casa occupata. Lei è d'accordo o no? Ma io non sono assolutamente d'accordo sul fatto, come scrivete voi e raccontate, che se uno esce di casa gli occupano la casa e poi non deve ritornare. È ovvio che non sono d'accordo, direttore. Ma non banalizzate i problemi. Non banalizziamo i problemi. È ovvio che non sono d'accordo che uno esce di casa e si trova la casa occupata. Ma no, questo è chiaro. Se facciamo le domande così e facciamo le trasmissioni così, è ovvio che siamo tutti d'accordo. Ma noi le trasmissioni ancora le facciamo un po' No, come non le fa. fate. Guardate, questo è veramente prendere, come ma dire, scusi, ma è una questione fondamentale. Eh? Il decreto sicurezza è il motivo per il quale le piazze stanno in subbuglio. No. Si parla di fascismo. No. Questo, beh, no. No, le piazze stanno in subbuglio per un altro motivo. Sa perché? Perché? Perché non arrivano a fine mese e questo governo ha fatto una misura. Ah, è per quello che sono in subbuglio. Installare... Con le manifestazioni pro Palle, perché non arrivano a fine mese, Presidente. Ma lei non vede le altre manifestazioni? Perché io che giro per strada... Sì. La gente mi viene incontro. Ma siamo d'accordo. È arrabbiata perché sono stati aumentati gli stipendi ai ministri. Caro e Presidente, allora io parlo delle piazze che vediamo. Ai pensionati minimi 1,80 €, ai ministri aumento di stipendi, ai sottosegretari. Non è stato preso io non devo fare trasmissioni così se lei fa la politica così dicendo ai nostri che non va bene l'aumento degli stipendi. Dai. Grazie a questo governo hanno conseguito utili record. Non hanno dato un euro per le tasse extraprofitti. Per questo la gente non è arrabbiata, è incazzata. Non lo dica, le parole in modo serio. Perché, attenzione, abbiamo stipendi da fame, abbiamo i nostri insegnanti che prendono 4 lire e noi andiamo a buttare 445 miliardi in armi. Presidente, scusi, Presidente, se fosse vero quello che dice lei... Come fosse vero? No, aspetti. Ma lei voi ci la domanda, fammi la domanda perché... Ma ci parlate con le persone? Se fosse vero quello che dice lei, mi spiega perché dopo quasi 3 anni di governo, no, di questo malgoverno, per la prima volta nella storia della Repubblica il consenso dei partiti di governo è cresciuto ed è diminuito il vostro. Ma guardi... Cioè non lo trova un cortocircuito logico? Le do un minuto però, perché io veramente... Grazie alla vostra bravura, grazie alle vostre trasmissioni, i Fininvest, Rai, quasi tutti i giornali, non c'è più uno spazio mediatico in cui possiamo, come questa sera, raccontare... No, ma lei da noi, lei sai che lei e Sallusti da noi siete un io vengo must. una volta ogni 2 mesi. Ma lei deve venire quando vuole. Venire ma scusi, ha avuto problemi a venire da me? No. Mai dovrà se io vengo ogni 2-3 mesi e lei mi fa 10 trasmissioni, 20 trasmissioni di seguito vale poco. A parlare dello sgombero, a far credere che il decreto sicurezza è tutto concentrato sullo sgombero, mentre invece non va a dire che quel decreto è orientato per contrastare il dissenso politico per strada, il malcontento sociale. Iran, malcontento in Iran grazie al Presidente Conte, però ritorna, prima dei 2 mesi. Non ogni 3-4 mesi, ha capito? Dobbiamo metterci d'accordo. L'Iran, forza, grazie Sallusti.